Secondo passaggio, qualora ci siano tutti gli elementi quantitativi volti a dire che le firme c'erano, anche se queste non risultano essere state autenticate in maniera regolare. Dopodiché, ditemi voi se questo non è golpe. Questo è un provvedimento fatto dal capo di un partito, che è anche capo del governo, sembra Benito Mussolini, che al tempo stesso capo del partito, capo del governo, che si fa come capo del governo un decreto legge che serve al suo partito e soltanto al suo partito. Avesse fatto una norma che modificava le regole per tutti, era una cosa insopportabile, ma alla fine no, ha fatto soltanto la fotografia. È una cosa sconvolgente che il capo dello Stato ha promulgato questa legge e l'ha promulgata subito. Perché? Senza neanche aspettare che oggi il TAR decidesse. Almeno puoi dire, può darsi che non ci sia bisogno, può darsi che il TAR, applicando una giurisprudenza opinabile, avendo in questa materia giurisdizione esclusiva, potrebbe teoricamente disporre la sanatoria del vizio. È una cosa, una forzatura pazzesca, ma tu, capo dello Stato, presidente del CSM, aspetta che la magistratura faccia la sua parte. Poi, se è il caso, ti assumi la responsabilità di valutare cosa fare per risolvere questo problema. Ma non che intervieni la notte prima a gamba tesa sull'attività del magistrato che deve ancora decidere. Noi siamo in presenza di quello che abbiamo definito politicamente un golpe, ma che purtroppo dobbiamo riconoscere essere, dal punto di vista giuridico-costituzionale, attentato alla Costituzione. Noi crediamo che questo sia una delle due ipotesi di reati presidenziali. La nostra Costituzione prevede che due sono i reati che possono essere commessi dal capo dello Stato, perché il capo dello Stato, voi sapete, è assolutamente responsabile di tutti i reati, nel senso che non ha nessuna forma di immunità. Se viene sorpreso sull'autobus che scippa, viene arrestato. A differenza diciamo dei capi del governo, no, adesso hanno sperato che non lo fanno di salvarlo. Ma tornando al tema, sostanzialmente lui è responsabile come qualunque cittadino per quanto riguarda i reati comuni, risponde invece per due reati che sono alto tradimento e attentato alla Costituzione. È il nostro impeachment sostanzialmente, che in altri paesi è un impeachment che vale per qualunque reato, compreso rischi e quant'altro, e che invece in Italia è limitato soltanto ad alto tradimento e attentato alla Costituzione. Noi crediamo che qui ci sia un'ipotesi configurabile come attentato alla Costituzione. È un'ipotesi formale, vista la Costituzione, non è un'isteria, la Costituzione prevedeva che potesse verificarsi questo. Ecco la ragione per la quale noi abbiamo detto la nostra opinione su questo argomento, sapendo che per poter promuovere l'impeachment occorre un voto delle Camere in seduta comune a maggioranza. Ovviamente, come dire, viviamo in un paese nel quale i favori vengono sempre restituiti, e quindi chiaramente Berlusconi provvederà a restituire il favore ricevuto dal Presidente Napolitano, e voi non immaginate la sofferenza con la quale io sto riparlando e sto parlando, perché un paese che non può avere fiducia nel capo dello Stato è un paese esposto a rischio di dittatura.